Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, sono qui prontissimo. Eccoti, bentornato anzitutto. Grazie. E oggi abbiamo, un Bamba che sembra politico, in realtà, attiene molto di più alla commedia all'italiana, diciamo. È verissimo, sì. Parliamo di quel Ricci, vero? Assolutamente, sì. Quel Ricci mi pare la definizione corretta, tra l'altro. Che merita veramente di essere dipinto come è. Cioè un signore che non sa quello che fa e quindi quando ha fatto non si riconosce in quello che ha fatto. È veramente una persona che è riuscita con la storia del viaggio, diciamo così, in barca verso Israele per liberare Giovanni, a te la linea. Eccoci, scusaci direttore, abbiamo avuto un problema tecnico. Non è un problema, dai, andiamo avanti. No, stavamo parlando di quel Ricci, come giustamente l'avevi definito tu. Sì, che sta veramente dando il peggio di se stesso, andando in giro a parlare di Palestina, a parlare di Israele, non sa quello che dice, e agisce di conseguenza, cioè così alla farloma, e fa delle prediche che non stanno né in cielo né in terra, e adesso vedremo come andrà a finire, perché la vicenda della cosiddetta un gruppo di navi che sono state recuperate per andare da quelle parti di mare dove non potremmo andare, potrebbe anche scaturire una sciagura. Ci auguriamo di no, però stiamo al pelo perché qui siamo davanti a una situazione talmente becera che non siamo in grado di capirne lo sviluppo.
Direttore, abbiamo avuto ancora un problema con le linee, quindi la richiamiamo tra pochissimo di nuovo. Mi scusi. Pronto? The preacher taunted me and he smiled. Said, come and walk with me. Come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone. But you ain't got a dime. There's no time for the fool. I just gotta get a message to you. Hold on. Hold on, one more hour and my life will be through. Hold on, hold on. I told him I'm in no hurry, but if I broke her heart, then won't you tell her? Eppure Giovanni. Direttore, perdonami, oggi è veramente un'odissea, saranno le maledizioni pro pal, quindi mi scuso doppiamente, ma ti chiedo diciamo una considerazione su questo, no? Negli ultimi giorni delle elezioni della campagna elettorale Ricci ha ribadito con forza un solo messaggio: si vota su Gaza. Risultato, ha perso di 8 punti. Come la commentiamo questa cosa? Diciamo che è una cosa che rispetta la logica. Quando tu fai un'azione ne ricavi quello che meriti, e dici, insomma, non è capace perché sposa le cause più assurde, le flottilla, no? Che è una stupidaggine che non so chi l'abbia inventata. È ovvio che poi non porta a casa altro che brutte figure e quindi fallimenti. Sì, era già scritto. Tra l'altro lui ha anche ribattezzato il treno per la vittoria che andava, non so, credo da Ancona ad Ascoli, già treno per la vittoria si è rivelato, no? Lo ha ribattezzato treno per Gaza, ha chiuso con le bandiere palestinesi, insomma quella della sinistra è un'ossessione ormai per Gaza. È vero. Purtroppo la sinistra a volte sposa delle cause che sono perse in partenza, ma la sinistra insiste finché non raccoglie una figuraccia tremenda, totale. E in questo caso siamo vicini al fallimento globale. Sì, tra l'altro per fortuna non ha vinto, perché lui aveva detto: la prima cosa che farà la mia giunta sarà riconoscere lo Stato di Palestina, che immagino fosse la priorità di ogni marchigiano. Certamente i marchigiani credo che se ne freghino altamente di quello che sta succedendo in Palestina. Certo, seguono con moderato interesse, con cui scriviamo tutti noi, ma insomma non è certo tra le priorità dei marchigiani, che hanno ben altri problemi che non la flottiglia. Sì, direi di sì, ma invece passando alla flottiglia, cioè tu che idea ti sei fatto? Era una sceneggiata in buona fede, qualcuno dice che poi erano anche finanziati da ambienti vicini a Hamas, ma comunque cosa rappresenta questa vicenda della flottiglia? Ma se non fossero navi, ma gabbie, direi che sono una gabbia di matti. Vanno a fare cose che non servono a niente, che sono pericolosissime, perché poi basta un piccolo dubbio, basta un piccolo incidente per scatenare il peggio, e quindi è veramente qualcosa di abominevole. Sì, e a me stupisce anche perché non è solo Ricci è stato clamoroso, no? Si vota su Gaza, ma tutti i leader di quella sinistra che dovrebbe essere in teoria anche, non so come dire, no? Istituzionale, inseguono questa gente. Come mai? Sì, perché la sinistra quando uno fa un fischio arrivano tutti, no? Sono come i cani, corrono, poi si mettono dietro al primo che ha fischiato, al padrone della situazione, lo seguono
nel bene e nel male, soprattutto nel male, perché il bene non lo vedo mai. Sì, è diciamo un caso di conformismo di massa, insomma. Sì. Che devo dirti riguarda anche la nostra categoria, perché cioè, molti giornaloni ci volevano seriamente convincere che nelle Marche si votasse su Gaza, cioè, è successo davvero. Sì. Infatti ieri quando ho visto i risultati morivo da ridere. Sì, sembra un po' un eterno ritorno, perché no, tu ne hai visti tanti di abbagli ideologici della sinistra, ma non sembrano imparare, insomma. No, ripetono sempre gli stessi vizi e devo dire che non cambiano né stile né modo di essere. Per quanto riguarda l'ideologia ormai è scomparsa e ci sono soltanto della confusione, c'è soltanto della confusione mentale a sinistra. Sì, direi di sì. Diciamo che Ricci ora si continuerà a godere il suo stipendio di europarlamentare, però Sì. il Bamba se lo becca tutto, perché, come dire, il finale della campagna elettorale delle Marche sembrava un film, no? Una commedia. Sì, sembrava. è vero. Non gli mancheranno i soldi per il caffè, ma comunque la figura ridicola l'ha già fatta, se l'ha portata a casa e questa non la toglierà mai nessuno. No, e come abbiamo detto a Radio Libertà, come dire, è vero che sulla carta geografica Gaza non è nelle Marche, quindi questa certezza ci rimane. Infatti, bellissimo, è vero, è così. Ti ringrazio direttore, scusa per i contrattempi odierni. Figurati, tanti auguri a tutti voi. A prestissimo, a prestissimo. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.